Mirko Ronzoni, noto chef e vincitore dell'ultima edizione della trasmissione Hell's Kitchen condotta dallo chef Cracco su Sky, ieri al Rune Club ad Agrigento per un evento organizzato dall'Assicurazione Generale del Viale della Vittoria per promuovere uno stile di vita più sano e genuino. Con Ronzoni anche la nostra conterranea Annalisa Pompeo che ha creato il marchio Go Sicily che propone corsi di cucina siciliana nel mondo. Abbiamo sposato questo progetto perché è un'iniziativa di Generalitalia che mira a diffondere il programma di Una Vita Più e vuole diventare partner di vita delle persone, perché le persone sono comunque al centro dei nostri progetti e proprio per questo abbiamo deciso di organizzare un pomeriggio diverso, non più in sede in agenzia perché abbiamo tantissime persone, ci siamo spostati presso un locale vicino all'agenzia e questo pomeriggio avremo modo di conoscerci meglio perché solo attraverso la conoscenza diretta e non più attraverso la scrivania potremo avere rapporti migliori, anche se siamo nell'era del digitale e riusciamo a raggiungere tutti con un click, amiamo i nostri clienti e amiamo vederli anche in questo momento. Torno in Sicilia ad Agrigento per questo progetto Una Vita Più legato a Generalitalia. Generalitalia oltre a tutto l'ambito appunto legato al polizze assicurativo ha voluto buttarsi in questo progetto che lega il buon cibo ma anche la salute per i suoi clienti, quindi sono tutti una serie di servizi, di progetti che vuole regalare a tutto il suo network e quindi io cosa farò? Ovviamente sono legato al cibo e quindi proporrò un paio di ricette riviste in chiave healthy, quindi in chiave benessere, perché il benessere non deve essere né sacrificio né rinuncia, ma quindi io non sono uno chef legato al mondo medico, non sono un divulgatore scientifico, però vi do il mio occhio e la mia visione di una buona cucina, e in Sicilia la troviamo, però con una chiave di benessere, quindi legati a una vita più sana, una vita più bella, una vita dove i piaceri sono al centro del mondo. Parliamo del tuo successo, cosa è dovuto? Allora, il successo anche lì è molto discutibile, io non mi sento mai arrivato perché ovviamente sono ancora giovane. Credo, e quello che io dico ai ragazzi quando faccio eventi in giro per l'Italia, ai miei stagisti, a persone che lavorano con me, è di essere curiosi, creativi e di non fermarsi mai. A me nessuno ha mai regalato nulla, non ho familiare o comunque nessuno della mia famiglia che fa parte e vive nel mondo della ristorazione, quindi mi sono creato da solo con tanta curiosità. Ho studiato, sono partito per Londra, sono tornato, ho fatto esperienze anche a New York ma anche a Bucarest e poi in modo molto non previsto e semplice e soprattutto solare ho provato a cavalcare l'onda della TV, quindi mi ho buttato questo provino, ricordo ero ancora a New York, mandai questo provino a Magnolia e da lì poi partì e alcuni di voi sanno cosa è successo, però non ci si ferma, quindi quello è stato il trampolino di lancio per così accrescere la mia visibilità a livello italiano, ma poi sono sempre stato nel mondo food. Chi mi conosce, chi mi segue sui social sa che non sono un cuoco canonico che sta chiuso in una cucina tutto il giorno, ma cerco di fare eventi del genere, di lavorare con grandi brand, di lavorare con colleghi importanti, di divertirmi, perché il lavoro deve essere un'anticipazione sui piatti che proporrai questa sera? Allora, anticipazione, vi ho detto, si legano alla tradizione siciliana, quindi vi dico dei titoli che però ovviamente riserveranno al loro interno molta creatività, delle panelle 3.0 e un couscous di farro integrale con della cipolla caramellata, del pomodoro che comunque è il Mediterraneo, il sole, l'estate che sta arrivando e del granchio. Questi vedete che non sono piatti di rinuncia o oh mio Dio sono due verdurine bollite, sono piatti attenti ma golosi. Io mi occupo di corsi di cucina siciliana per turisti, laboratori enogastronomici per piccoli e anche per grandi. Da 5 anni faccio coniugo questa passione per il territorio con la passione per i piatti della nostra tradizione e oggi è un piacere per me partecipare a questo evento organizzato da Generalitalia per questo progetto che coniuga
come ha detto Mirko poco fa, senza troppe rinunce, la buona tavola alle nostre tradizioni. Io mi sento un po' ambasciatrice del territorio agrigentino, sono di Favara, oggi vi delizierò, così si può dire, siamo pure sotto Pasqua, con un agnello pasquale. Molti pensano vabbè, ma c'è poco di genuino, però se si considera che si fa soltanto con un paio di ingredienti, invece oggi quando andiamo ai supermercati e leggiamo le etichette non finiamo mai di leggere gli ingredienti, quindi gli ingredienti principali saranno la pasta di mandorla e la pasta di pistacchio, sostanzialmente mandorle siciliane della Valle dei Templi e il pistacchio della Valle del Platani e lo zucchero.